Alla vigilia della prima Pasqua senza turisti, l'appello degli operatori di un settore ormai in ginocchio arriva attraverso gli assessori regionali al turismo di tutto il paese. Dopo un incontro con il sottosegretario Bonaccorsi, l'attesa degli operatori per il prossimo decreto è massima. Ci è stato assicurato che la prossima settimana avremo un incontro con il ministro, quindi avremo un incontro con il ministro al quale chiederemo tutte quelle misure che gli sono già pervenute sul tavolo, in primis l'aiuto alle imprese, togliere l'IMU per esempio nel 2020, tutto il tema degli oneri previdenziali dei dipendenti, la cassa integrazione, perché queste sono le situazioni, e poi il sottosegretario ci ha detto che ci sono due misure che stanno prendendo in considerazione. Uno è il cosiddetto bonus fiscale per le famiglie che potranno avere la possibilità, speriamo tante, di andare in vacanza quest'estate, e l'altro tema riguarda la promozione che verrà fatta nel mercato domestico per, diciamo, la stagionalità estiva. Altra questione affrontata con gli albergatori è quella dell'utilizzo delle strutture per ospitare i pazienti positivi al coronavirus che non necessitano di ricovero ospedaliero ma di isolamento per il periodo di quarantena. Ora in Veneto agli albergatori che mettono il proprio hotel a disposizione si chiede, a fronte di un pagamento aggiuntivo, un servizio in più. Invece di avere l'involucro vuoto, diciamo, senza servizi, mi è stato chiesto dalla Protezione Civile e dalla Sanità di avere invece il servizio completo. Cosa significa? Significa che l'albergatore deve fornire tutti quei servizi legati alla camera, quindi al cambio lenzuola, alla sanificazione delle stanze e anche ai pasti. Però è stata resa necessaria questa modifica perché mi dicevano che altrimenti avere personale sanitario che ora è tutto, diciamo, impegnato nel Covid-19 e non solo, anche a tutte le altre funzioni che gli ospedali ordinari stanno svolgendo, prendere del personale per portarlo diciamo, a fare del servizio all'interno degli hotel, diciamo che poteva essere un problema. Quindi si preferisce pagare di più ma avere il servizio completo da parte dell'albergatore.